molestano i clienti di un kebab, poi aggrediscono i carabinieri rompendo il dito a un militare. 3 giovanissimi arrestati ieri sera in Piazza Duomo sono un ragazzo di 17 anni e 2 ragazze poco più che diciottenni, già gravate da foglio di via. E caccia ai protagonisti della violenta lite scoppiata ieri in un bar di Viale della Repubblica a Treviso. Per difendere i clienti, il figlio della titolare ha disarmato uno degli aggressori. Trevigiano si finge idraulico, ottiene anticipi dai clienti, poi scompare con i soldi. Centinaia le vittime nel nord-est, finite nella trappola del truffatore seriale. Si spaccia per funzionario del comune di Treviso e tenta di truffare un asilo nido privato di paese chiedendo un bonifico urgente da 4.000 euro per rimediare a un errore. Si è spento a 85 anni Italo Varisco, maestro del vetro originario di Murano, trapiantato a Treviso, un'arte ereditata dal padre e tramandata al figlio Marco. Lunedì l'ultimo saluto. Belluno, Treviso, Venezia, dalle zone montane alla pianura, confermata dalla protezione civile l'allerta gialla per le abbondanti precipitazioni, situazione critica fino alle 20 di domani. Quinto osservatorio export di Confindustria Veneto Est. 2 i dati principali: le imprese reggono nonostante l'incertezza geopolitica e chi aggiunge servizi alla manifattura viene premiato. Sventati i cyberattacchi a siti olimpici e alberghi di Cortina, la notizia dagli USA del ministro degli esteri, matrice russa, stasera le prime gare in attesa della cerimonia di apertura. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, cronaca che ci porta nel salotto buono della città a Treviso, in Piazza Duomo, per gli attimi folli che si sono registrati ieri sera, quando 3 giovanissimi sono andati in escandescenza e hanno aggredito violentemente i carabinieri che erano intervenuti. Prima si erano resi protagonisti di molestie in un kebab dove avevano rubato anche delle bibite. Insomma, una serata folle. I protagonisti sono un 17enne e 2 ragazze poco più che diciottenni, già gravate da foglio di via. Ho preso le bibite dal frigo e sono andati via senza pagare più quell'occasione. Sono stessi e anche hanno fatto altre volte. Sono sempre gli stessi che girano. Sì, sì. Soggetti noti, problematici quanto giovanissimi, che stavolta hanno superato ogni limite, prima molestando i clienti del kebab di Piazza Duomo, poi aggredendo i carabinieri intervenuti per calmare gli animi. L'allarme è partito proprio dal titolare del chiosco, dopo che il gruppetto aveva rubato delle bibite dal frigo posto all'entrata, gesta, chiamiamole così, immortalate anche dal sistema interno di videosorveglianza. Ma la strafottenza diventa vera e propria violenza quando arrivano i militari che intercettano i giovanissimi poche decine di metri più in là, all'altezza della gelateria romana. Si tratta di 2 ragazze di 18 e 19 anni residenti nel Montello, già destinatarie di foglio di via, con precedenti per violenza e furti. Una in particolare era stata l'autrice di alcune aggressioni in un istituto superiore di Valdobbiadene, con loro un ragazzo minorenne di 17 anni, tutti italiani di seconda generazione. Sono le 8 di sera quando i 3 vengono avvicinati dai carabinieri che chiedono loro i documenti e spiegazioni su quanto appena successo al kebab. La reazione è sopra le righe. I giovani colpiscono i carabinieri con calci, pugni, spintoni. Un militare riporta la frattura della falange di un dito, per lui 20 giorni di prognosi, 2 giorni per l'altro collega. Riportata la calma, vengono condotti nel vicino comando di via Cornarotta, per loro scattano gli arresti. Episodio estremo ma non raro per chi vive nel centro. C'è un tema Maranzi. Sì, purtroppo sì, c'è un tema pericolo di queste bande di ragazzini che hanno un'anarchia in testa incredibile, non hanno paura di nulla, aggrediscono chi possono ma con una sfrontatezza vergognosa, sì. Ci sono tanti ragazzini e i ragazzini non dico che sono tutti dei delinquenti, però quelli che ci sono fuori noi chiudiamo la sera perché abbiamo visto che questa zona qua è diventata un po' così, insomma, non più tanto sicura. E non aiuta lo svuotamento del centro nelle ore serali. Dai commercianti l'appello a fare di più. Gianluca Pavan, 28 anni, è il giovane titolare del Maison Noir a pochi passi dal Duomo. Il suo è un messaggio preciso. In Maranza è un problema grave al momento che bisogna risolverlo al più presto, secondo me. Noi giovani titolari
di Treviso vogliamo far crescere il nostro territorio e far espandere al massimo per renderlo migliore Treviso, diciamo. Voi volete crescere qui sul Esatto, e non andarcene. Vogliamo restare qua e far il meglio possibile. Ed è caccia aperta invece ai protagonisti della violenta lite scoppiata ieri pomeriggio in una bar di Viale della Repubblica. Restiamo sempre a Treviso. Solo l'intervento del figlio della titolare Davide U ha evitato il peggio. Il giovane infatti disarmato uno degli aggressori. Con loro questi aggressori avevano, pensate, dei piedi di porco. Indaga la polizia. Si sono sentiti i tavoli che si spostavano, infatti è stata la mia dipendente ad avvisarmi che erano arrivati alle mani e in quel momento sono intervenuto per separarli. Avevano dei piedi di porco in mano, si vede che erano già pronti per la lite. I toni si sono presto surriscaldati nel plateatico del Bistro Bar 188 in Viale della Repubblica Treviso, dove solo l'intervento del giovane Davide U, figlio della titolare, ha evitato la violenza più cieca. Sono le 17 quando una coppia di uomini entra nel locale dirigendosi verso un gruppo di 4 seduti al tavolo. Ad andare in scena è quello che sembra un vero e proprio regolamento di conti. Volano parole, poi calci e pugni, pochi attimi e i due uomini estraggono per l'appunto dei piedi di porco, ed è qui che Davide U cerca di scongiurare il peggio. Intanto li ho separati, dopo quando mi sono accorto della presenza dei piedi di porco io l'ho sottratto. Li hai disarmati? Sì, detta così sì. Hai avuto una prontezza di riflesso, anche coraggio? No, vabbè, non era quello il mio primo pensiero. Il mio primo pensiero è appunto la salvaguardia del locale e della mia clientela. Perché in finale questo episodio non doveva accadere e non deve accadere, specialmente in locali pubblici. Dopo l'intervento del giovane, i 6 uomini escono dal locale. I toni sono accesi anche in strada, ma i due gruppi si disperdono a bordo delle loro auto. Sul posto intanto arrivano le volanti della polizia con gli agenti che iniziano ad acquisire i video della sorveglianza sia pubblica che privata. Su Viale della Repubblica sono puntati diversi occhi elettronici. Tutti gli uomini coinvolti sarebbero di origini balcaniche. Quello che è accaduto non doveva accadere. Perché poi queste cose mettono in difficoltà i titolari di locali. Esattamente, mette una brutta luce sul locale che abbiamo aperto 2 anni fa e in quanto bar attività nuova abbiamo sempre cercato di mantenere un'immagine pulita e una clientela pulita, perché in finale è ben frequentato questo bar. Ed è così che Davide si fa portavoce di un disagio diffuso, la difficoltà per chi sta dietro un bancone di prevenire e gestire situazioni simili. Basta. Noi siamo qua, non siamo qua perché ci divertiamo, noi siamo qua per lavorare, in finale. Per noi non è un gioco, specialmente atti del genere. Sappiamo che le forze dell'ordine fanno il loro meglio e niente, sappiamo che anche questo episodio verrà risolto dalle forze dell'ordine. Un uomo trevigiano, perlomeno così si è presentato, si finge idraulico, ottiene anticipi dai clienti, poi scompare nel nulla con i soldi. Centinaia le vittime in tutto il nord-est, tantissime anche nella Marca trevigiana, che sono finite nella trappola di questo che possiamo definire un vero e proprio truffatore seriale. Intercetta i post degli utenti nei gruppi social, lascia un commento offrendo la propria disponibilità e si accorda in privato, talvolta scambiandosi anche il numero di telefono. Poi, una volta agganciata la vittima, fa scattare la truffa. Si spaccia come tecnico specializzato in lavori domestici, in particolare idraulici e riparazioni di elettrodomestici, ma anche sostituzioni di caldaie. Si tratta in realtà di un truffatore seriale. Nella sua trappola sono finite centinaia di vittime da tutto il nord-est. Quest'estate ha battuto a tappeto il territorio veneziano, ma ha girato anche nel trevigiano, padovano e bellunese. Il modus operandi è sempre il medesimo. Dopo aver intercettato la vittima, si presenta con una certa tempestività presso il domicilio del cliente, sfoggiando una tuta da lavoro e un borsone con attrezzi. Dopo un sopralluogo, rappresenta la necessità di un anticipo per l'acquisto di materiale o pezzi di ricambio, nonché per le lavorazioni da effettuare.
Una volta ricevuti i soldi, la trappola ormai è già scattata. Incassate le somme di denaro, il truffatore si rende irreperibile e blocca ogni contatto. Qualcuno ha perso 100 euro, altri 3,50 fino a 1.500 euro. Nel mirino del sedicente idraulico anche persone fragili, in difficoltà economiche o anziani con invalidità. L'uomo, che sarebbe residente nell'Asolano, nonostante numerose querele, fino ad oggi è rimasto impunito. E le vittime, che hanno cercato di mettere in guardia altri cittadini, sono state minacciate dal truffatore. Non solo, ma di recente ha cambiato il proprio nominativo sui social. Seriale ma anche impavido, il sedicente idraulico non disdegna neppure i pagamenti effettuati mediante bonifici o ricariche sui conti intestati allo stesso o alla compagna, utilizzando i dati ed emettendo fatture di una ditta che risulta chiusa da anni. Una vicenda che pone interrogativi sull'efficacia degli strumenti di prevenzione e sulla difficoltà di fermare reati seriali di piccolo importo, conosciuto anche dalle forze dell'ordine, ma ancora libero di truffare chiunque. Tra le vittime, dicevamo tanti trevigiani, tra queste vittime c'è la signora Katia che abita appunto nell'Interland trevigiano, una delle persone truffate da questo sedicente idraulico. Ha preso i soldi ed è sparito, mi ha lasciato una fattura falsa e mi ha portato via anche dei pezzi di stufa. Questo è il suo racconto. Signora Katia, lei ha scoperto di essere l'ennesima vittima di un noto truffatore, di un finto idraulico nel suo caso. Ci vuole raccontare la sua storia? Lei quando l'ha contattato e perché? Allora, io l'ho contattato esattamente, non mi ricordo, comunque era tra maggio e giugno del 2023, perché avevo bisogno di restaurare una stufa, diciamo, antica e coinventare la canna fumaria. La signora Katia lo ha contattato tramite social, lui ha subito risposto. È venuto a fare il preventivo, mi aveva fatto un preventivo più o meno mi andava bene e ha voluto subito un anticipo di 300 euro perché gli serviva per l'acquisto dei materiali della canna in acciaio e tutto il resto. Poi parlando è venuto fuori che lui aveva anche a disposizione quintali di legna di un sacco di tipi, e allora noi vabbè, gli ho detto, lui addirittura voleva 500 euro di acconto e gli ho detto no, gli ho detto te ne ho dati 300 per la stufa, te ne do 200. Così il truffatore si è portato a casa 500 euro lasciandole una fantomatica fattura. Katia ha poi perso il compagno e ha dovuto attendere un po' di tempo, ma quando lo ha ricontattato lui era già sparito. Lei quando è che lo ritrova nella sua strada, sulla sua strada? Niente, lui l'ho ritrovato sulla mia strada circa qualche mese fa, che leggendo su Facebook ho trovato una persona che descriveva un fatto come il mio. E allora ho ricontattato questa ragazza e gli ho detto, guarda, gli ho detto che mi sa che non sei solo tu. Le vittime si parlano, scoprono la verità. Katia non è solo una vittima, ma ha paura di ritorsione da parte del truffatore. Non si sa mai, perché al tempo di oggi bisogna anche stare un po' sul chi va là. Il suo appello alle istituzioni. Io capisco, loro purtroppo di questi tempi hanno tantissime cose molto più importanti di queste, per carità, però non è giusto che lui continui a fare e non ci sia un modo legale per fermarlo. Katia spera che prima o poi qualcuno prenda in mano la situazione e metta la parola fine a questo truffatore seriale. A proposito di truffe, si spaccia per funzionario del comune di Treviso e tenta di truffare un asilo nido privato di paese. A darne notizia lo stesso sindaco del capoluogo Mario Conte. L'uomo ha contattato la struttura sostenendo di agire per conto del settore ragioneria e finanza di Cassugana, indicandone anche il nome e cognome esatti, e ha chiesto di effettuare un bonifico urgente da 4.000 euro allo scopo di sbloccare un pagamento di 14.000 per un errore relativo a un contributo non andato a buon fine, per il quale un dipendente comunale avrebbe rischiato il licenziamento. La dipendente del nido insospettita ha contattato il comune di Treviso per verificare la veridicità delle informazioni ricevute. È emerso anche che il truffatore aveva fatto pressioni psicologiche per indurre in errore la rappresentante legale della struttura.
Ancora i temi della sicurezza, in particolare il tema della zona rossa in città. Dopo le determinazioni della giornata di ieri resta acceso il dibattito in tutto il capoluogo. È solo una vittoria del partito dei cittadini, il commento del sindaco Mario Conte. Bene che si sia guardata in faccia alla realtà, il commento dell'avvocato di Fratelli d'Italia Fabio Crea. Oggi con questa ulteriore zona rossa siamo convinti di dare una risposta importante alle esigenze dei cittadini. Questo lo dico a quelle forze politiche che cercano in tutti i modi di metterci il cappello sopra politico o di criticare le iniziative, in questo caso della prefettura. Io credo invece che il partito di riferimento più importante che oggi vince con questa iniziativa sia la cittadinanza. Il primo cittadino non risparmia un seppur velato riferimento a Fratelli d'Italia, da una parte che rivendica la paternità del provvedimento e al Partito Democratico critico invece nei confronti della misura. Quello della zona rossa allargata, chiesta dai cittadini, di cui il sindaco si è fatto portavoce ai tavoli istituzionali, è un tema che tiene acceso il dibattito politico, soprattutto all'interno della stessa maggioranza. L'avvocato Fabio Crea, esponente dei meloniani, ricorda le diverse dichiarazioni rilasciate dal sindaco Conte negli scorsi mesi sul provvedimento. Diverse volte era stato detto che non c'era la necessità della zona rossa perché Treviso era assolutamente tranquilla e evidentemente dopo ciò che è risultato, che è sotto gli occhi di tutti, quella che era la realtà, si è resa necessaria l'istituzione per la seconda volta della zona rossa grazie al provvedimento prefettizio su istanza del sindaco Conte. Quindi bene che si sia guardata in faccia la realtà. Crea rimarca poi come l'idea di allargare la zona rossa ad altre aree calde del centro fosse già stata lanciata proprio da Fratelli d'Italia. In un'area molto ampia, come anche come partito avevamo ritenuto di evidenziare, tanto è vero che era stata sollecitata un'estensione della zona rossa. I fatti ci sembravano già qualche tempo fa evidenti. Bene che il sindaco ne abbia preso atto. Intanto il sindaco Conte assicura ai cittadini che non solo la zona rossa ma tutta la città continuerà ad essere presidiata dalle forze dell'ordine, come via Collalto, che alla vigilia molti si aspettavano potesse rientrare nel provvedimento. Essere fuori dalla zona rossa non significa essere scoperti dai servizi di pattugliamento e di controllo, quindi nessuna preoccupazione. Ovviamente le dimensioni e le caratteristiche delle zone rosse sono stabiliti dalle forze dell'ordine. Insomma, continuano le stoccate tra Lega e Fratelli d'Italia in città. Veniamo a un altro caso, quello del professore delle medie di Villa del Conte nel Padovano, deriso da un alunno di 12 anni che gli urlava gay fuori da scuola. Ha presentato un esposto ai carabinieri, lo stesso insegnante vittima di un episodio simile a Vittorio Veneto. Mi urlava gay davanti a tutti. A denunciare gli insulti a sfondo omofobo all'uscita di scuola è il 26enne Elia Scattoloni, insegnante di musica. Il docente, residente a Piombino Dese, in servizio alla scuola media di Villa del Conte, ha presentato un esposto ai carabinieri per una serie di insulti ricevuti tra settembre e ottobre dello scorso anno da un alunno di 12 anni. Secondo quanto riferito, uno studente lo avrebbe aspettato all'uscita dell'istituto per rivolgergli offese a voce alta in presenza di coetanei e passanti. Non si tratterebbe di un episodio isolato, come spiega il professore sui social. Dopo aver informato la dirigenza scolastica, l'insegnante ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine, ritenendo il comportamento particolarmente grave e potenzialmente pericoloso sul piano educativo e sociale. Sono un docente di scuola media. È successo che un ragazzino dodicenne mi aspettava fuori da scuola per urlarmi la parola gay davanti ai suoi compagni. Non solo per un giorno, ma è successo per ben 2 volte, finché io mi sono stufato e ho avvertito sia la preside sia i carabinieri e ho proceduto a fare un esposto. Perché ho fatto un esposto? Perché credo sia un episodio gravissimo. Se a 12 anni dici gay al tuo professore in piazza, vicino alla gente seduta nei tavolini dei bar, vicino ai tuoi compagni, cosa farai a 14 anni, che cosa farai a 18 anni, non oso nemmeno immaginare. Una grave vicenda che riaccende il dibattito sul rispetto e sulla prevenzione delle discriminazioni in ambito scolastico. L'accaduto al professore gay in Veneto è inaccettabile. Questo dimostra quanto è importante l'educazione all'affettività e contro le discriminazioni, che dovrebbe essere obbligatoria. Per questo rinnovo l'appello al Parlamento al fine che renda obbligatoria l'educazione all'affettività, ma non solo, anche
della Regione Veneto in questo caso potrebbe dare un esempio, magari promuovendo l'educazione all'affettività in tutte le scuole della Regione Veneto e sostenendo le scuole che decideranno di fare questo percorso. La Marca piange la morte di Italo Varisco, maestro trevigiano del vetro e del cristallo. Il figlio Marco dice è stato un grande maestro e un papà immenso. È stato un grande maestro, ma soprattutto è stato un grande maestro di vita e un papà veramente immenso. Forse, anzi assolutamente, se io fossi stato padre avrei voluto essere quello che ha fatto mio papà per me. Un nodo alla gola, le lacrime soffocate dai ricordi di una vita impossibili da dimenticare. Ci racconta del lavoro, ma ancor prima di quanto il papà gli ha insegnato nella vita. I ricordi di mio papà sono tanti e la cosa più forte che posso ricordare è ogni giorno. Quindi quello che ha lasciato mio papà è un segno indelebile. Mi ha insegnato un lavoro e rispetto. Ho avuto la fortuna di lavorare anche col nonno, quindi eravamo in 3 generazioni. Mio papà mi ha sempre assolutamente assecondato. Si è spento all'età di 85 anni Italo Varisco, maestro della lavorazione del vetro e del cristallo. Le sue opere hanno fatto il giro del mondo. Lascia la moglie Bruna e i 2 figli Marco e Cristina. Nato a Murano, Varisco affonda le sue radici in una storia familiare profondamente legata al vetro. 50 anni fa a Murano vivevo in bottega, altrettanto adesso sta facendo mio figlio dopo 50 anni che si è fatto le bomboniere, a 12 anni, le bomboniere della Cresima. Nel corso di una lunga carriera ha saputo elevare l'incisione su cristallo al linguaggio espressivo di altissimo livello. Oggi l'attività di famiglia è portata avanti dal figlio Marco, che ha saputo innovare senza mai staccarsi dalle radici del passato e dalla tradizione. Marco ha imparato l'arte lavorando fianco a fianco con il nonno e con il papà. Questa qua era nata come scafo di una barca a vela, no? Ed era orizzontale. E un giorno, senza che mio papà sapesse, gliel'ho trasformata in angelo. Questa è stata una cosa, uno scherzo però sentito e dedicato a papà. La comunità trevigiana perde un pezzo della storia dell'artigianato, interprete autentico di una tradizione di famiglia, dice il sindaco Mario Conte. Fatemi innanzitutto portare le condoglianze a tutta la famiglia e portare proprio la vicinanza di tutta la comunità a una persona straordinaria, un grande artista, un grande artigiano, un grande padre di famiglia che ha saputo tramandare insieme al nonno, insieme al figlio, di generazione in generazione l'arte e la maestria appunto della famiglia Varisco, che oggi passa totalmente in mano nelle mani dei figli. Non è solo la Marca, ma tutto il Veneto a perdere un campione di questa lavorazione che incarna una delle tradizioni artigianali più identitarie della nostra terra. Queste le parole del presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani. Italo Varisco ha fatto della materia vetrosa non solo un mezzo d'espressione, ma un vero e proprio patrimonio culturale vivente, innovando tecniche di incisione e lavorazione del cristallo che hanno conquistato estimatori internazionali, conclude il presidente di CNA Treviso, Giampaolo Stocco. La pagina dell'economia ha presentato il quinto osservatorio export di Confindustria Veneto Est con Fondazione Nord-Est e SACE. 2 i dati principali: le imprese venete reggono nonostante i dazi e l'incertezza geopolitica, e chi aggiunge servizi alla manifattura viene premiato. Nonostante l'arrivo di Trump, i dazi, il caos geopolitico e le guerre, le imprese venete mostrano resilienza e si confermano leader nazionali per la propensione allo scambio internazionale, col 71% contro il 56% italiano, terze per export di beni, 13% del totale. E quest'anno l'analisi ha incluso anche un altro settore. Abbiamo voluto quest'anno estendere l'indagine anche alle aziende di servizi e è stata sicuramente una decisione che ci fa piacere
vedere poi riportare nei dati, perché le aziende più performanti sono proprio quelle che hanno voluto passare da una logica solo di prodotto a una logica di prodotto valorizzato da servizi di supporto, quindi una sorta di servitization. Nonostante la volatilità e il clima di attesa nel 2026, le esportazioni sono attese stabili o in miglioramento, con scambi con i paesi target che restano Germania, Francia e Stati Uniti, ma con un'apertura al Mercosur che si prospetta interessante, a patto di fare rete. Alle imprese serve fare sistema, serve guardare oltre anche i confini nazionali, sicuramente i mercati più vicini, quelli più presidiati, Germania, Francia, Stati Uniti, ma guardare sempre più a quei mercati che sono opportunità, che ormai sono quasi certezze. Parliamo degli Emirati Arabi, del Messico, del Brasile, l'India, fresca anche un abbozzo di accordo commerciale, e bisogna fare andando non da soli, ma andando insieme alle istituzioni, alle associazioni di categoria. Ma il dato più importante è legato alle imprese manifatturiere. Quelle che hanno inserito servizi post vendita hanno performato meglio delle altre. Le imprese che offrono servizi oltre ai beni manufatti sembrano riuscire ad avere un maggior valore aggiunto, a produrre maggior valore aggiunto, e questa è un'indicazione interessante per gli imprenditori, che quindi possono aggiungere ai beni che vendono anche dei servizi, e questo aumentando il valore dei propri prodotti. Nel corso dell'evento è stato assegnato il premio Exporter of the Year 2025, riservato ad aziende partecipanti alla ricerca che si sono distinte per la performance sui mercati internazionali. Per la categoria grandi imprese ha vinto PAL, per la categoria piccole e medie imprese premio a Parchettificio Garbellotto. Nella categoria beginners, aziende con esperienza più recente sui mercati esteri, ha vinto Ambiente 1985. Menzione speciale nella categoria servizi a Orion. Intanto il Consiglio di Bacino Priula replica lo studio pubblicato dalla UIL sul rincaro delle tariffe dei rifiuti, che aveva posto Treviso come il capoluogo con l'aumento più significativo. Ci stupisce che la UIL abbia presentato uno studio sulle tariffe dei rifiuti dei capoluoghi in Italia. Per quanto riguarda la provincia di Treviso, il dato riportato è sbagliato, non è corretto, e potrebbe creare dei malumori tra i cittadini e le amministrazioni comunali e la società stessa. Sta di fatto che per quanto riguarda l'andamento delle tariffe, nel 2023 sono state diminuite, rimaste invariate 2024 e 2025. Di conseguenza, per quanto ci riguarda, confermiamo che il dato riportato in quello studio è sbagliato. Questa dunque la replica del Consiglio di Bacino Priula alla nota della UIL regionale. Parliamo adesso di meteo, con le comunicazioni che arrivano dalla Protezione Civile. La nostra regione continuerà a essere interessata sia oggi che domani da tempo in prevalenza perturbato, con precipitazioni estese anche moderate o a tratti forti, specie sui settori orientali e settentrionali della regione, dove sono probabili quantitativi da consistenti a localmente abbondanti. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale informa che fino alle 20 di domani è stata dichiarata la fase operativa di attenzione, la soglia gialla, per criticità idrogeologica, emesso anche un bollettino per rischio valanghe nell'area delle Dolomiti e delle Prealpi. Un grosso albero si è schiantato ieri sera lungo il PUT interno, siamo a Treviso, solo per un caso persone o mezzi non sono rimasti coinvolti. Un albero di oltre 30 metri, quasi 30 tonnellate, che avrebbe ucciso qualcuno o ferito gravemente i passanti, e per fortuna è venuto di notte. Una combinazione di fattori favorevoli ha evitato che l'improvvisa caduta in serata lungo Viale Terza Armata a Treviso di un grosso albero causasse danni a cose o persone. Serata di pioggia, poca gente in giro, lo schianto a pochi passi dal cantiere delle scuole medie Stefanini. Durante la notte è stato sgomberato completamente la strada, pulita dai detriti. Ringrazio veramente la polizia locale e i vigili del fuoco per essere intervenuti in maniera celere, e questo sottolinea ancora una volta che la manutenzione degli alberi sia in area pubblica che in area privata è una cosa essenziale per evitare che altre situazioni analoghe possano avvenire e che magari qualcuno si possa far male. L'albero di un giardino condominiale si è dunque schiantato dall'altro lato della strada, sfiorati i veicoli in sosta col PUT interno bloccato per diverse ore, e torna di stretta attualità il tema della manutenzione del patrimonio verde. Ci sarà tutta una serie di verifiche e manutenzioni su altre alberature nello stesso privato,
ma è chiaro che è un appello che noi facciamo sempre perché il pubblico lo fa in maniera importante. Abbiamo 28.000 alberi a Treviso, sono tutti censiti, abbiamo una scheda per ogni albero, non possiamo valutare gli alberi in area privata perché quella è responsabilità, come detto, del privato, ma che è anche responsabilità penale se qualcosa succede. Va da sé che il maltempo delle ultime ore ha favorito l'episodio di Viale Terza Armata. Il clima è cambiato e avvengono appunto queste bombe d'acqua e quindi la manutenzione degli alberi, sia dal punto di vista del verde cosiddetto verticale, sia valutare se la pianta è sana o meno, perché lo possono fare solo gli agronomi, è una cosa nelle alberature molto grandi che va fatta in maniera costante e precisa. Vi mostro delle immagini dei vigili del fuoco, sono relativi a un incidente che è avvenuto questa mattina in via Castelletto, siamo a Monastera, qui le squadre sono intervenute a seguito di un'uscita autonoma di un auto articolato, sono intervenuti vari uomini e mezzi non solo da Treviso ma anche dal comando di Venezia che ha inviato la squadra del distaccamento di San Donà di Piave, il conducente del mezzo è uscito in maniera autonoma, sul posto il personale sanitario del SUAM 118 e la polizia locale di Monastera per tutti i rilievi del caso. Sono pronto a portarvi a Oderzo, ma prima qualche istante di pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per i temi della sanità, andiamo a Oderzo per un'importante donazione. Questa strumentazione rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso di crescita per la chirurgia che stiamo sempre più sviluppando, ovvero una chirurgia moderna, laparoscopica, quindi mini-invasiva a vantaggio del paziente per quanto riguarda appunto i vantaggi di una mini-invasività, quindi una riduzione del rischio di complicanze e un miglioramento degli outcome post-operatori, vuol dire degenza più rapida e più rapida ripresa delle normali attività. I 25.000 euro che il Rotary Club ha donato all'ospedale di Oderzo serviranno per acquistare nuove strumentazioni che aumenteranno la capacità di operare in modo microinvasivo, aiutando il recupero dei pazienti ma anche espandendo le possibilità di intervento di un reparto già molto attivo. Noi abbiamo fatto nel 2025 oltre 800 interventi di chirurgia generale e di questi oltre 200 sono stati condotti con chirurgia laparoscopica non invasiva, sia per quanto riguarda l'attività oncologica che per quanto riguarda l'attività funzionale e benigna, sia in regime di elezione, quindi vuol dire interventi programmati, sia interventi in urgenza. Una raccolta fondi fatta tra i soci con il contributo di una banca del territorio e con le quote degli iscritti che il Rotary ha indirizzato fin da subito all'ospedale per dare un aiuto concreto ed immediato. Il motivo è stato quello di fare un'attività di servizio nei confronti della comunità in cui lavora il nostro club, in cui insiste il nostro club, un'attività di servizio che faccia la differenza, che non sia qualcosa ma che faccia la differenza per quei malati che saranno operati con queste apparecchiature nuovissime, aggiornatissime e così via. Questo ospedale con 835 interventi all'anno è tra i top degli ospedali Spoke. Teniamo anche conto che si sta molto lavorando anche per integrare gli ospedali Hub e Spoke e Oderzo diventa un riferimento importante non solo per la chirurgia del colon ma anche per la chirurgia dell'ernia inguinale e delle colecisti per evitare che si accumulino le liste d'attesa. E nella giornata mondiale contro il cancro il direttore, allineandosi all'ultimo report mondiale che afferma che il 40% dei casi è prevenibile controllando i fattori di rischio e migliorando gli stili di vita, ribadisce le cose da fare per restare in buona salute. Il mantenimento di una dieta che chiaramente deve essere corretta, evitando zuccheri, evitando che quindi cibi che sono spazzatura, senza fare indicazioni varie, evitare il fumo, fare movimento, 10.000 passi al giorno e se è possibile i giovani fare sport, perché lo sport allunga sicuramente la vita. Benazzi che oggi da Oderzo ha fatto il punto sull'influenza e sul Covid. Nell'ultima settimana aumentano infatti i ricoveri per influenza da 183 a 194 e triplicano i casi di Covid da 2 a 7, ma si tratta, dice Benazzi, della coda del picco, ma sentiamolo.
I ricoveri rispetto alla settimana scorsa, che erano 183, sono diventati 194 negli ultimi 7 giorni. Sono aumentati anche i Covid, che da 2 sono passati a 7. Quindi vuol dire che questa è la coda del picco. Diciamo che noi possiamo sentirci liberi, tra virgolette, e sicuramente con il calo della curva la prossima settimana. Ancora oggi stiamo ovviamente subendo la coda della settimana scorsa, dove c'è stato un picco. Le vaccinazioni noi le continuiamo nelle sedi, nelle farmacie e anche alla Madonnina, però credo che ormai il tempo tecnico per vaccinarsi stia quasi finendo. Furti ed episodi di microcriminalità, torniamo a parlarne, possono interessare anche il settore della logistica. Le aziende si attrezzano per questo con tecnologie e formazione per garantire standard di sicurezza sempre più elevati. È quello che succede nello stabilimento DHL di Casier. Ahimè, qualche caso sfortunato l'abbiamo avuto, lo abbiamo, e questo però ci fa imparare, lo analizziamo e facciamo il possibile perché non si ripeta. Grande collaborazione anche con le forze dell'ordine e con tutta la loro intelligence laddove accadono casistiche di questo genere. Quello del trasporto e spedizione merci potrebbe essere un obiettivo sensibile, facile, bersaglio per i malviventi, laddove non venissero adottate misure adeguate ad assicurare la sicurezza di uomini, mezzi e degli stessi beni trasportati. Sempre più le aziende che investono in tecnologia e formazione per garantire a dipendenti e ai propri clienti queste garanzie. È la strada intrapresa nello stabilimento DHL di Casier che, nonostante la recente apertura lo scorso novembre, ha già ottenuto la prestigiosa certificazione TAPA per il rispetto degli standard stabiliti a livello internazionale. Treviso rappresenta uno dei 500 siti al mondo in cui questi standard sono più elevati, quindi vuol dire che tutte le merci che passano da Treviso hanno standard di sicurezza che sono mediamente più elevati. Dal momento della raccolta merci dei clienti all'arrivo in magazzino, lungo la strada negli aeroporti, sicurezza delle merci a 360 gradi, questo grazie a tecnologie avanzate ma anche alla preparazione dei dipendenti. Investire in sicurezza vuol dire anche formare le persone per potersi confrontare con tutte le sfide che la sicurezza propone. Andiamo adesso a Belluno. Pagina bellunese che apriamo con un annuncio, una notizia che è stata diffusa dal ministro degli esteri Antonio Tajani, che si trovava nelle scorse ore negli Stati Uniti. Abbiamo sventato una serie di cyberattacchi ad alcuni siti delle Olimpiadi invernali, tra cui alberghi di Cortina. Queste le parole che sono state pronunciate per l'appunto dal titolare della Farnesina, sottolineando di ritenere che si tratti di azioni di matrice russa. Questa sera, tra l'altro, proprio a Cortina le prime gare, venerdì la cerimonia di apertura, preparativi in corso, traffico in difficoltà per le abbondanti nevicate. Facciamo il punto. Conto alla rovescia per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Gli atleti e le atlete hanno già iniziato a scendere in pista. Si è cominciato con il curling, a seguire l'hockey e lo snowboard. Nel curling grande emozione per la medagliata Stefania Costantini. La cortinese ha sottolineato come non vede l'ora di iniziare, aggiungendo come l'essere a casa le dia una spinta ulteriore. Contenta perché lei e il suo partner nel misto avranno ovviamente il tifo dalla loro parte, con gli italiani che finalmente potranno vedere un curling di alto livello da vicino. Intanto è ormai pronto tutto quanto richiesto dal Comitato Olimpico per garantire la sicurezza sanitaria durante il periodo di gara. È un anno che ci lavoriamo su quella che è la sicurezza sanitaria per quanto riguarda le Olimpiadi, e parlo di atleti e di famiglia olimpica, una macchina che si articola con la presenza dei professionisti nei luoghi di gara, quindi Tofane, stadio del ghiaccio, pista da bob, policlinico olimpico, villaggio olimpico, ospedale di Belluno come ospedale olimpico e ospedale di Treviso come altro ospedale appunto olimpico. Quindi è una macchina anche questa che ha già fatto il suo rodaggio, che è pronta, è prontissima a sviluppare i suoi interventi e che coinvolge in questo mese di Olimpiadi e Paralimpiadi 1000 professionisti che arrivano da tutto quanto il Veneto. Da Treviso intanto IARIX, centro di competenza per la cybersecurity in tema di Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026,
in forma di una campagna di minacce cibernetiche riconducibile al gruppo No Name. Il nostro team di Cyber Threat Intelligence ha individuato una nuova minaccia che arriva dal noto gruppo filorusso No Name. Il gruppo No Name ha dichiarato sui suoi canali di comunicazione tipo Telegram che effettuerà una serie di attacchi chiamati tecnicamente DDoS, Denial of Service, verso target italiani collegati alle Olimpiadi di Milano Cortina. Questo tipo di attacco, ricordiamo, che puntano a oscurare o a bloccare certi servizi, tipo la raggiungibilità del sito internet stesso. Yarix, a questo scopo, ha anche diffuso aggiornamenti relativi alla mobilitazione dei membri del collettivo contro tali siti, accompagnati da foto che attestano l'accesso non autorizzato a telecamere di sorveglianza. Se non bastasse, arrivano anche critiche feroci come quelle del New York Times, che titola sottolineando che la 25esima edizione dei giochi avrà 8 sedi diverse distribuite su circa 8.500 miglia quadrate del nord Italia, con lunghe distanze, strade strette, collegamenti complessi e nevicate, che per l'autorevole quotidiano statunitense renderanno la logistica un incubo. Intanto ANAS ha intensificato il monitoraggio e le attività operative lungo la rete stradale di competenza in tutta la provincia di Belluno, sulle strade statali in particolare 51 di Alemagna, 51 bis, 52, 50 e 50 bis variante. Sono stati impiegati 65 mezzi e oltre 100 operatori delle squadre ANAS per le attività di sgombero neve, pulizia della careggiata, trattamento antighiaccio e monitoraggio delle condizioni della viabilità a supporto della sicurezza della circolazione sulle principali arterie di accesso alle località olimpiche. Olimpiadi che saranno chiaramente a Cortina, ma che hanno riflessi su tutta la provincia di Belluno, l'Alto Veneto in generale, con i nodi della viabilità, proprio i nodi della viabilità che sottolineava tra l'altro anche il New York Times. Quindi continuiamo il nostro viaggio olimpico in attesa della cerimonia di inaugurazione. Varianti di TAI in comune di Pieve di Cadore e di Valle. Se la seconda, di appena 600 metri, libera dal traffico un punto dove spesso l'incontrarsi di due camion causava autentiche paralisi del traffico, la prima esclude totalmente TAI dallo scorrimento dei mezzi che salgono lungo la Lemagna per andare in Cadore. A prescindere che erano opere attese ancora per i mondiali, è stato detto che se ne parlava da 30 anni, mentre a San Vito ancora si attende, negli altri due comuni ora sono realtà. A una settimana di distanza dalla inaugurazione della Galleria di TAI vediamo già i primi effetti, è presto chiaramente per parlare, per trarre conclusioni, però se non altro lo spostamento del traffico, quello di mezzi pesanti, si è già in parte verificato e questo conferisce naturalmente un po' più di tranquillità al centro di TAI. Chiaramente questo ha prodotto anche un po' di spaesamento nei commercianti, ma anche e soprattutto nei residenti e nei turisti che in questo periodo preolimpico stanno arrivando anche in massa, e soprattutto i primi giorni dell'apertura della rotatoria di TAI Ovest abbiamo visto così uno spaesamento dei turisti che prendevano la via di Nebbiù, della nostra frazione di Pieve di Cadore, anziché di Cortina, e quindi abbiamo avuto a Nebbiù anche illustri ospiti e come dire mezzi che erano appunto diretti a Cortina. Ma insomma, a parte questa nota di colore, direi che per il momento tutto procede come da previsioni. La folla che ha accolto il passaggio della torcia olimpica però non deve trarre in inganno. Dopo l'esperienza devastante del Fadalto, finito in uno stato di semi-abbandono, è legittimo chiedersi quale futuro attenda TAI, senza più il traffico turistico di attraversamento. La prossima partita riguarderà il ripristino e la sistemazione dei luoghi, quindi di TAI, e anche una nuova segnaletica che dovrà evidenziare il più possibile le bellezze che uno incontra girando per TAI di Cadore e anche chiaramente per Pieve. Quindi stiamo lavorando a quello con ANAS, come anche al ripristino dei luoghi e al ripensamento della nostra ciclabile.
Ore fatidiche e cruciali anche per gli operatori di soccorso che iniziano la loro mobilitazione olimpica. Il Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco, per il tramite della Direzione Interregionale Vigili del Fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige, ha predisposto un presidio permanente di soccorso a tutela della sicurezza del pubblico e della cittadinanza nei siti delle manifestazioni sportive del Veneto. Il dispositivo è attivo da oggi e fino al 15 marzo e prevede un potenziamento quotidiano del soccorso con personale proveniente da tutti i comandi della Regione Veneto, presente nei luoghi dove si svolgeranno per l'appunto le competizioni. Complessivamente saranno impiegate circa 100 unità e 50 mezzi dislocati tra Cortina d'Ampezzo, Belluno e Padova. È tutto sia dalla provincia di Belluno che dalla Marca trevigiana, non ho ulteriori aggiornamenti, vi lascio subito dopo la sigla al meteo. Buon proseguimento di serata.